Anche all'Arma, un saluto dall'amministrazione Pannesi, da tutta la cittadinanza. È un piacere avervi qui con noi, soprattutto perché penso che parecchi di voi sia la prima volta che visita il nostro paese. Naturalmente un ringraziamento lo faccio complessivamente a tutta la famiglia del maresciallo Rucci, al figlio, alla figlia, alla moglie, che ogni volta vengono ospitati nel nostro paese, e non è un ospitato ma è il loro paese di origine, quindi ci vengono con molto piacere, propongono alla popolazione senza alcun interesse varie dimostrazioni sia a livello privato, e quest'anno per la prima volta, grazie al volere di Alfonso e all'impegno soprattutto, perché ha fatto tutto da solo, in silenzio, per i 4 giorni è stato qui ospite del nostro comune, in silenzio ha fatto tutto ciò che voi vedete. Per noi è un piacere ospitare manifestazioni del genere, dove si espone l'attenzione della popolazione, dei modellini che io sto guardando e sono veramente belli e che poi raccontano la storia militare e quant'altro, sia a livello mondiale ma soprattutto a livello del nostro paese, per ciò che riguarda le guerre che abbiamo affrontato per arrivare al giorno d'oggi ad essere quelli che siamo, uomini liberi. Ed è per questo che ho fatto il maggior ringraziamento a voi che in prima linea state a difenderci con le armi in pugno, perché i momenti sono difficili, e partecipate sia in manifestazioni, ma partecipate soprattutto per il bene, la pace, anche a missioni di pace in posti dove veramente si rischia la vita giorno dopo giorno, ed è questo il ringraziamento più grande che deve fare un'istituzione quale il sindaco, ma il ringraziamento più grande lo dovrebbe fare tutta la nazione italiana all'Arma della Repubblica. Io vi ringrazio di nuovo per la presenza, un ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione alla famiglia Rucci per l'impegno profuso giorno dopo giorno e per tutto ciò che oggi voi vedete e per tutto ciò che oggi vi verrà spiegato nei dettagli dagli interessati. Io non vi rubo altro tempo, anche perché ci sarà un bel po' da spiegare, quindi sarà una cosa interessante che tutti noi ascolteremo con molto interesse. Grazie e buon ascolto. Grazie. Introduciamo questa storia che è meravigliosa e ci porterà in un'altra dimensione. È una tragica storia che è avvenuta nel lontano autunno del 1944. Un grande bombardiere si schianta proprio vicino al paese di Panni e muoiono 10 persone dell'equipaggio. La ricostruzione e la ricerca è stata fatta qui presente proprio da Rocci di Alfonso, nonché mio fratello, perché lui è un appassionato di storia dell'aviazione e quindi ha fatto molte ricerche nei diritti di questi degli aerei in generale. E quindi adesso sarà proprio lui che ci darà lettura dei risultati di questa ricerca. Quindi buon ascolto. Un cordiale saluto a tutti, benvenuti. Prima di raccontare questa storia sento la necessità di esprimere il mio profondo attaccamento per il paese di Vago, dove ogni anno è mia buona abitudine trascorrere piacevoli giornate durante il mese di agosto a riparo della calura estiva della pianura foggiana. Non posso negare che, pur vivendo il paese solo durante il periodo estivo, ne sono affezionato e profondamente legato. Il Subappennino d'Auno è un luogo ricco di vicende storiche, molte delle quali perdute o semplicemente dimenticate. A Panni, durante una passeggiata al castello, alcuni anni fa, un discorso intrapreso con amici riguardanti avvenimenti storici attuali del paese mi spinse a chiedere informazioni su un probabile disastro aereo avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Storie di incidenti aerei avvenuti sulla montagna dove sorge il paese di Panni ne avevo già sentito parlare da mio padre Francesco, il quale ricordava che da bambino, con alcuni cuscinetti recuperati da un relitto, aveva costruito una specie di monopattino. Forse si poteva trattare proprio dei pezzi dell'aereo oggetto della ricerca, in quanto mio padre, classe 1937, pur avendo dei ricordi sfocati, era sicuro di quanto accaduto. Ma ritorniamo a quella sera di anni fa. La mia richiesta ebbe una risposta ed alcuni giorni dopo, il
il caro amico Donato De Michele mi mise in contatto con il suo conoscente Luigi Russo, con il quale nei giorni successivi mi recai presso il luogo dell'impatto del velivolo. Luigi mi spiegò che quei terreni erano da lui stesso coltivati quando era solo un ragazzino, ma ricordava quel tragico avvenimento con molta lucidità e si riteneva fortunato in quanto quel giorno non si recò, come era sua abitudine, di prima mattina a lavorare. Lo fece solo dopo l'incidente e sicuramente se si fosse trovato lì avrebbe perso la vita. Quando Luigi giunse sul posto, il velivolo era precipitato da poche ore. Infatti, un forte odore acre avvolgeva la vallata. I pezzi erano sparsi ovunque, alcuni dei quali ancora in fiamme. Da un grosso cratere alcuni proiettili, a causa del forte caldo, esplodevano. Uno dei 4 motori era finito in un pagliaio incendiandolo. Gli unici pezzi di grosse dimensioni erano, oltre ai motori, alcuni piani di coda e il settore di una segnala dove era visibile la stella bianca dell'US Army Air Force. L'esplosione delle bombe aveva disintegrato tutto l'aereo e creato consistenti danni al terreno, che era seminato a grano. Dell'equipaggio composto da 10 uomini rimanevano solo poche membra sparse ed in parte bruciate. Sul posto erano presenti altre persone provenienti da vicini poderi. Erano giunti inoltre 2 carabinieri, probabilmente della stazione di Bovino, i quali si erano attivati per non far avvicinare i curiosi e tenere la situazione sotto controllo. Mentre Luigi assisteva a tutto questo, giunsero sul posto 2 jeep militari statunitensi del corpo sanitario, dalle quali del personale specializzato iniziò a allontanare tutti i curiosi, compresi i carabinieri, al fine di compiere i rilievi del caso e recuperare quello che rimaneva dei corpi. Quest'ultimo compito vide Luigi protagonista attivo, in quanto i militari chiesero il suo ausilio per caricare sul proprio mulo 2 corpi avvolti nel cielo e trasportarli sulla strada dove si erano fermate le jeep, impossibilitate a scendere sul posto dell'impatto. Con l'utilizzo del muro portato da Luigi si trasportavano i resti dilaniati di tutto l'equipaggio. Luigi ricordava bene quell'episodio, in quanto ricevette alcuni dollari come ricompensa per il lavoro svolto. Successivamente il personale americano si allontanò, lasciando libero accesso al proprietario della terra. Nel giro di poco tempo i resti dell'aereo furono oggetto di interesse da parte di molte persone, che videro in quel tragico avvenimento un'occasione imprevista di guadagno. Infatti molte lamiere di alluminio furono recuperate per essere utilizzate come coperture di tetti o per i più disparati lavori. Nel corso della mia ricerca ho conosciuto persone che hanno creato strumenti di lavoro come zacche, vanghe e recipienti per la conservazione degli alimenti, indumenti con la stoffa dei paracuti, riadattando tutto quello che poteva tornare utile. Alcuni bambini dell'epoca, tra i quali Antonio La Rocca, ricordano di aver realizzato degli anelli con il plexigas delle torrette o dei coltelli con alcuni pezzi acuminati. Anche i cuscinetti a sfera furono recuperati per sistemare parti meccaniche o semplicemente per realizzare rudimentali monopattini per la gioia dei bambini. Del resto si viveva in un momento storico particolare, dove tanti oggetti che oggi sono di uso comune non erano nella disponibilità di tutti. I ricordi di Luigi e di Antonio, pur nella loro nitidezza, non mi consentirono però di trovare una spiegazione a quanto accaduto. Di certo conoscevo il luogo dove era accaduto il velivolo ed il tipo di aereo, in quanto raccolsi sul punto dell'impatto, con grande stupore dello stesso Luigi, un frammento del motore contenente... Scusate. Contenente una valvola di aspirazione. Ritrovamento alquanto fortunoso, in quanto il terreno sul quale mi trovavo era adibito ad uso agricolo e continuamente rissodato e lavorato. Da successive ricerche tecniche fu in grado di associare questo frammento al modello di un bombardiere P-24. I dati in mio possesso erano tuttavia ancora troppo pochi per ricostruire la vicenda. Avevo bisogno di altre testimonianze o di qualche altro colpo di fortuna. La volontà tuttavia non mi è mai mancata e ero sempre stato sicuro di poter dare un senso a tutto. Passarono altri anni senza ottenere ulteriori notizie, fino a quando un giorno, 2 anni fa, il signore Paolo Renone detto Paciglio, residente a Pagni, parente di Pietro Russo, un caro amico milanese, mi fermava al castello e, sapendo della mia ricerca, mi informava del fatto di essere nato il giorno in cui era precipitato l'aereo, il 22 novembre 1944. Non potevo crederci, finalmente avevo una data sulla quale orientare le ricerche.
Consultai immediatamente alcuni siti specializzati per trovare un riscontro, senza purtroppo ottenere alcun risultato, ma non mi arresi. Cercai di incrociare più testimonianze al fine di trovare in primo luogo l'anno di riferimento, che poteva essere il 1943 o 1944. Tutti i testimoni convenivano sul fatto che si trattava del 1944, ma sul mese non vi era concordanza, in quanto alcuni ricordavano giugno o settembre, altri mi dicevano che vi erano gli alberi codifici maturi o che il grano era prossimo alla raccolta. Di fatto questi elementi confusero solo le mie idee. Una svolta alla ricostruzione del tragico avvenimento è avvenuto dopo l'incontro con Tommaso Palermo. Ho conosciuto Tommaso circa 2 anni fa casualmente in un gazzetto che ricordava i tragici avvenimenti bellici della città di Foggia, materia da lui trattata in diverse pubblicazioni su riviste di settore e oggetto di un suo libro. Da subito ho capito che poteva essere la persona giusta, dotata di grande sensibilità umana e conoscenze specifiche. Infatti, dopo aver acquisito i dati da me raccolti sull'incidente, ha profuso molto del suo tempo per ottenere qualsiasi informazione utile al caso. Passò un altro anno. Nel 2013, sempre ad agosto, raccolgo la testimonianza di Alfonso De Cotis, il fornaio, il quale, entusiasta della mia ricerca, condivideva con me i suoi lucidi ricordi ed alcune domande insolute trovavano risposta. Mi spiegò che il bombardiere si era staccato da una formazione aerea per precipitare senza scampo. Questo succedeva dopo che un suo amico, imprecando, aveva desiderato che uno di quei grossi mosconi cadesse giù, ma chiaramente altri furono i motivi. Alfonso era sicuro che si trattasse del mese di novembre e quindi avvalorava quanto detto da Paolo Renone, che affermava di essere nato il giorno della tragedia. Il 2 settembre, il giorno del mio compleanno, ricevevo un regalo insperato, ma molto gradito. Effettuando un'ulteriore ricerca su alcuni siti internet specializzati in incidenti aerei, assumendo come data dell'incidente il 22 novembre 1944, con grande stupore scoprivo di un aereo B-24 precipitato nei pressi di Bovino. Ottenevo così la matricola militare del velivolo e il nome dei membri dell'equipaggio, ovvero i piloti. Giravo immediatamente i dati all'amico Tommaso. Onestamente non sono in grado di indicare chi abbia inserito queste informazioni sul sito, che avevo già consultato altre volte, senza ottenere alcun risultato. Con questi dati la ricerca si ristringeva enormemente, ma era prioritario avere delle risposte ufficiali. La prima perveniva il 26 settembre 2013 dal National Archives and Records Administration, il quale ci spediva il rapporto della missione compiuta dal gruppo 451esimo, stanziato a Castelluccio dei Sauri per il giorno 22 novembre 1944. Tale rapporto riportava la notizia della perdita di un velivolo alle ore 8:49 per incidente. Questo fatto ci spronava a chiedere altre informazioni ad altri enti. Passarono diversi mesi per arrivare all'11 febbraio 2014, in cui una telefonata di Tommaso mi informava di aver ricevuto il rapporto dell'incidente dal Dipartimento della Force Maxwell, la base aerea di Alabama. Finalmente ero in grado di dare un nome a tutti i componenti dell'equipaggio. Si trattava con certezza del bombardiere B-24G, matricola 4251747, composto dai seguenti 10 uomini: Bill Arthur J., Walter Raymond, Jacobs Rath, Bales Warren, Oxford Welford, Jones Daniel, Sullivan Williams, Aser Joseph, Diskin Keynes, Guller Joseph, tutti feriti nell'incidente. Apprendevo inoltre che quest'ultimo era stato causato da una perdita di potenza dovuta ad una velocità di sostentamento non sufficiente. Dal rapporto traspare tutta la drammaticità dell'evento, in quanto l'impatto del velivolo causava l'esplosione di 3.900 kg di bombe trasportate, le quali straziavano i corpi degli aviatori e riducevano a pezzi i bombardieri. Penso che l'equipaggio abbia fatto di tutto per non far infrangere il velivolo sul nostro amato paese di Bari. Non oso immaginare quali tragiche conseguenze sarebbero scaturite con l'esplosione di quel carico di bombe. Dobbiamo quindi molto a questi uomini. Si concludeva dunque la ricerca da me iniziata circa 5 anni fa, partendo dai ricordi sfocati, ma come diceva il generale Persing, comandante del corpo di spedizione americano durante la prima guerra mondiale, il passare del tempo non affievolirà la gloria delle loro azioni. Questo avvenimento merita di essere ricordato, in quanto è un tassello di storia del paese di Bari. Quei ragazzi offrirono la loro giovane vita alla patria, il loro esempio, come quello di tanti altri valorosi, è monito e guida per noi
e per le future generazioni. I miei ringraziamenti sono d'obbligo e vanno a tutte le persone che hanno condiviso con me i loro ricordi ed hanno reso possibile questa ricerca. Tra questi non posso non menzionare Tommaso Palermo, Donato De Michele, Vito Roberto, Lorenzo Morra di Prato, Antonio La Rocca, mio zio Salvatore Petronella, Alfonso Edenedeo De Cotis, quest'ultimo proprietario del terreno in cui è accaduta la tragedia, il nonno del vice sindaco di Vanni, Paolo Renone, il compianto Luigi Russo, a cui ero legato con un profondo sentimento di amicizia e stima. Inoltre i miei genitori, scusate, i miei genitori che hanno sempre sostenuto le mie passioni. Un doveroso inoltre ringraziamento all'amministrazione comunale di Vanni, all'aeronautica militare e a tutte le autorità intervenute. Grazie ancora. Grazie Alfonso per questa testimonianza, anche molto, alla fine ci ha fatto piangere. Dai, è veramente una storia molto molto profonda ed è stato bello sentire, ricordare anche tutti questi ragazzi che hanno perso purtroppo la vita anche molto giovani. Comunque adesso ci sarà una testimonianza del dottor Palermo che ci racconterà, quindi ci sarà un commento storico. Sì, grazie. Io sì, neanche più comoda il racconto. Dunque io mi presento, sono Tommaso Palermo, sono romano di nascita però foggiano d'adozione e svolgo la professione di docente di lettere nelle scuole medie, sono membro della delegazione foggiana del FAI e segretario del comitato per il monumento alle vittime del 43 a Foggia, dei bombardamenti del 43 a Foggia. Sono stato contattato da Alfonso quindi in maniera casuale e non posso che ringraziare Alfonso e soprattutto anche il primo cittadino che ha creduto in questa iniziativa e ha permesso chiaramente che ci fosse questo prezioso allestimento. Quindi ringrazio le autorità presenti, comunali, già dal primo cittadino, Alfonso e la rappresentanza dell'aeronautica militare. Anni fa, quindi io adesso, grazie alle parole di Alfonso, ho potuto anch'io ricostruire mano a mano una storia veramente intricata. È stata una ricerca molto emozionante, vi devo dire la verità, perché non si è valsa soltanto di strategie, di risorse tecniche, ma anche di una sorta di vento di emozioni che non ha falsato in alcun modo i risultati di una ricerca che è stata sospinta da questi momenti, dalle telefonate di Alfonso, dalle difficoltà, però anche dalla grande collaborazione, devo dire, del personale archivistico delle strutture americane, che in questa circostanza voglio anche ringraziare. Il gruppo di reduci del 452esimo è stato anche informato dell'iniziativa di Alfonso, l'ha appoggiata, quindi anche gli americani avranno modo di vedere i risultati di questa ricerca. Dunque il mio contatto con Alfonso partiva quindi da pochi elementi, perché all'epoca in effetti non si sapeva bene la tipologia dell'aereo e successivamente si è compreso che si poteva trattare di un bombardiere. È stato grazie soprattutto ad Alfonso che io ho avuto la possibilità di raccogliere alcuni elementi per poter tessere una ricerca, elementi che senza i quali non sarebbe stato possibile arrivare a un traguardo simile, perché Alfonso ha avuto la capacità di analizzare queste targhette che ha trovato e che nel luogo dell'impatto venivano rimosse e gettate in loco, dalle quali è stato possibile capire che il velivolo si trattava appunto di un B-24J. Per molto tempo la nostra ricerca si è arrestata completamente, era rimasta legata a memoria, a ricordi del luogo, fino a quando appunto, come ha detto Alfonso, c'è stata la sorpresa inattesa e
per molti versi anche enigmatica, di questa informazione inserita non si sa da chi, chiaramente da personale forse che aveva attinto dagli archivi militari, e in cui appunto c'era una data precisa e una tipologia precisa d'aereo, oltre al luogo dell'impatto. Allora noi abbiamo cercato di partire nuovamente da questo elemento, utilizzando le risorse della rete, che vi posso garantire non è semplice utilizzare e consultare, e piano piano, giorno dopo giorno, siamo arrivati quasi a chiudere complessivamente il novero di tutte le vittime. Rimaneva molto però ancora da comprendere, soprattutto le cause di questa tragedia. Ecco le comunicazioni ufficiali che mi sono arrivate dall'America e che poco fa citava l'amico Alfonso. Questa è la prima comunicazione che faceva riferimento, questa arriva dagli archivi nazionali di College Park nel Maryland, a nome di Cookson, che è un archivista della seconda sezione degli archivi appunto nazionali, dove si conservano informazioni di ogni tipo. Alfonso giustamente è partito dai registri degli incidenti aerei, però l'informazione dell'incidente di Pali mancava. Quando è stata inserita questa informazione, chiaramente la persona che l'ha inserita avrà fatto riferimento ai dati che successivamente sono stati posti alla nostra attenzione in maniera del tutto gratuita e devo dire anche molto veloce da parte degli americani. Infatti il primo dato confermava che nei pressi di Pali, quindi tra Bovino e Pali, era avvenuto un incidente che aveva coinvolto un B-24 ed era appunto un aereo che faceva parte del 451esimo gruppo. Sintetizzo brevemente la situazione storica e militare dell'epoca. Noi ci troviamo nella seconda guerra mondiale e la Puglia fa parte di un centro nevralgico di azioni militari all'interno dello scacchiere mediterraneo. Nel momento in cui le forze alleate, per esempio a luglio, conquistano la Sicilia, diventa necessario costituire una forza aerea nuova che abbia sede nel meridione d'Italia, perché la Capitanata era una sorta di aeroporto naturale che permetteva di coprire assieme a Londra un raggio aereo molto vasto. Si potevano ovviamente bombardare la Romania, che aveva le raffinerie di petrolio che rifornivano i mezzi della Wehrmacht, l'Ungheria, l'Austria, la Germania, l'Alta Italia e così via. Quindi la Capitanata era un nodo fondamentale. L'eredità poi di questa importanza è costituita dagli aeroporti che attualmente sono ancora funzionanti sul nostro territorio. Ebbene, viene costituita la 15ª Forza Aerea nel periodo ottobre-dicembre con varie sedi, fino a quando viene stabilito Bari come sede della 15ª Forza Aerea, comandata dal generale Twining, deceduto nell'82, nell'edificio che attualmente è sede della terza regione aerea. Ebbene, all'epoca la Forza Aerea era costituita da vari gruppi, i gruppi erano costituiti da vari squadroni. Questo è, diciamo, l'organigramma della forza militare dell'epoca. Una forza aerea massiccia costituita da molti gruppi di bombardieri dislocati in vari centri. Si parla di più di 12 aeroporti conquistati dagli alleati e sicuramente molti di più quelli costruiti anche con mezzi di fortuna. Ebbene, questa informazione ci ha dato la possibilità di andare avanti nelle ricerche grazie anche a un intervento che aveva fatto un parente di una vittima, di cui purtroppo non è stato possibile recuperare per un'email, quindi non è stato possibile contattare questa persona. La comunicazione riportava il report dell'incidente, anzi, vi correggo, il report di missione. Quando venivano fatte le missioni di volo, in questo caso l'aereo, come ha detto Alfonso, è andato in avvitamento durante la formazione iniziale orientata verso la Germania. Ebbene, per ogni missione esisteva il mission report, c'era la formazione dell'equipaggio, tutti i dettagli del volo, l'altitudine, il target, il punto di congiungimento degli aerei. E questa documentazione già conteneva molte informazioni interessanti, perché in supplemento alle informazioni della missione c'era una piccola noticina appunto in riferimento a questo incidente.
Fondamentalmente era soltanto un rito, però per noi rappresentava chiaramente molto, perché significava che negli archivi c'erano delle informazioni ufficiali. E sinteticamente traduco dice: aereo è entrato in avvitamento per motivi sconosciuti a 6 miglia a nord di Bovino alle 8:49, quindi un aereo perso. Ogni missione era passibile di tragedie di questo tipo, però tragedie in partenza erano sicuramente molto rare. Successivamente un altro elemento fondamentale di questa ricerca è stato determinato da un altro archivio, cioè l'archivio storico della Forza Aerea Americana che si trova a Maxwell in Alabama, che ha potuto mettere online una sorta di indice di tutti i microfilm dei fatti militari americani. Allora noi, consultando gli archivi online, tra il 41 e il 48 abbiamo trovato questa raccolta di tutti i report, come l'avete visto prima, di tutti gli incidenti occorsi all'esercito americano, alla forza aerea americana, durante la seconda guerra mondiale. E all'interno, quindi grazie ovviamente, mi preme qui citare il nome di Mecchi, che è un tecnico e attivista appunto storico fra l'altro della forza aerea americana, è stato possibile avere in maniera del tutto gratuita tutta la documentazione che io avevo trovato, però in maniera molto sintetica, perché io non avevo fatto altro che trovare il riassuntino del microfilm. Loro invece hanno stampato il microfilm mandandoci le informazioni originali che qui voi vedete stampate. E praticamente, sinteticamente, che cosa è successo il 22 novembre? La formazione, come ha detto Alfonso, viene costituita a Castelluccio, decolla per entrare in una formazione più vasta con altri aerei, e nei pressi di Parni, quindi tra Borina e Parni, incontra delle difficoltà. Alle 8 del mattino decollano gli aerei, alle 8:15 c'è il congiungimento di tutti questi veicoli, tutti questi B-24, e verso le 8:30 ha un'altitudine di circa 8.500 piedi il B-24, che voi vedete rappresentato in un bellissimo modellino realizzato da Alfonso Luce. Bene, questo aereo entra in avvitamento, quindi ha un problema non legato al clima, perché qui non legato a fattori meteorologici, perché i report erano dettagliatissimi. L'aereo entra in avvitamento e perde quota e si schianta al suolo. Questa è la lista di alcune vittime del 725 squadrone, e possiamo vedere benissimo i numeri delle matricole e i nomi completi dei piloti. Questa è stata la possibilità per noi di avere tutto l'equipaggio in maniera completa, finalmente, non vi dico. Come dice Alfonso, e come è confermato dai testimoni e dalla documentazione ufficiale, quando è precipitato il velivolo, tutti i piloti risultavano chiaramente completamente smembrati e parzialmente bruciati. Questa è la documentazione proprio dell'incidente. Noi inizialmente abbiamo faticato molto perché cercavamo il MACRE, che sarebbe il fascicolo di aereo scomparso, quando è vero invece in realtà non esisteva il report di incidente, perché le autorità militari americane, come ha detto Alfonso, sono arrivate subito in loco, hanno avuto la possibilità di documentare da subito il tutto. Qui ci sono tutte le caratteristiche, ovviamente, che io tralascio per non annoiarvi, però le cose interessanti sono che appunto quest'aereo, decollato alle 8, congiuntosi con gli altri alle 8:15, è crollato, quindi è precipitato alle 8:30, e la responsabilità è data al 100% a un errore del pilota. Questa è una cosa singolare, bisognerebbe capire, anche perché qui c'è una sorta di storia personale dei piloti, come mai questo errore è subentrato in un personale che, anche se giovane, aveva comunque dell'esperienza. E purtroppo dell'aereo poco è rimasto, perché chiaramente Alfonso ha descritto benissimo lo smembramento del velivolo, che era una cosa molto comune. Io ho fatto delle ricerche su alcuni aerei, per esempio B-24 che aveva bombardato Foggia nel 1943, precipitato a vuoti vicino Potenza. Quando sono andati altri militari a analizzare il sito del crash site, c'erano addirittura i contadini che rubavano, tiravano gli anelli dai cadaveri e così via. Quindi purtroppo questa era
una sorte comune durante la guerra, chiaramente. Non sono segnalate particolari situazioni critiche o significative nella storia medica e nella storia militare di questi piloti, ed è interessante che nella documentazione ufficiale c'è la checklist, ossia il velivolo a tutti gli effetti era un velivolo perfettamente funzionante, provvisto di sedili in perfetto stato. C'è qui una sorta di domanda e risposta, una checklist a domanda e risposta, dalla quale si evince il normale equipaggiamento di quest'aereo, quindi un aereo funzionante in tutte le sue parti, anche se reduce da altre missioni, che però ha avuto vita breve. Qui c'è poi la documentazione controfirmata da tutte le autorità militari su questa appunto tragedia molto forte, se vogliamo, perché in effetti è avvenuta in un contesto di guerra, però in un'ottica di liberazione, cioè è una missione che non va vista solamente dal punto di vista della tecnica di bombardamento d'aria, che era tanto sostenuta dagli inglesi, dagli americani e anche dagli italiani. Quest'aereo decollava per far cosa fondamentalmente? Per bombardare degli obiettivi militari, per obiettivi di vario tipo. Infatti qui ci sono molte località menzionate che sono chiaramente tutte tedesche in questo caso. Quella principale era la Monaco, Marshalling Yard, quindi praticamente binari che circondavano la città di Monaco di Baviera. Questi ragazzi non hanno avuto la possibilità di effettuare un bombardamento, ma sono diventati vittime loro stessi di un destino che chiaramente a loro era superiore, perché innanzitutto voluto da un popolo all'epoca nemico, ma soprattutto perché loro erano legati a un dovere militare verso il quale prestavano la loro completa abnegazione, il loro completo coraggio. Parliamo di giovani, quindi le missioni di strafing, cioè di volo radente o di bombardamento da migliaia di piedi, non erano missioni facili, perché il bombardamento aveva come contraccolpo il contrasto aereo al basso e poi chiaramente l'intervento anche di aerei nemici. Quindi le missioni, se voi ascoltate le parole di testimoni, YouTube è piena di testimoni anche che hanno combattuto partendo dai cieli di Foggia, loro si commuovono e dicono non era facile, non era assolutamente facile, perché la carlinga, tutto il corpo dell'aereo era completamente bersagliato dai colpi della flak, della contraerea da 80 mm, i colpi degli aerei, dei vari caccia che appunto cercavano di contrastare queste missioni. Quando abbiamo cercato di chiudere il mistero abbiamo messo un pochino il freno, devo dire la verità. Ci sono ancora tanti dettagli che possono essere ripresi, per esempio il contatto delle famiglie, delle vittime, che è particolarmente difficile, e piano piano stiamo trovando un po' le varie sepolture di questi piloti, e tant'è vero che Alfonso mi ha telefonato poche settimane fa dal cimitero di Anzio Nettuno, dove è sepolto uno di questi piloti che per nostra sorpresa era di fede ebraica. Questo anche era significativo per rendere un po' conto della grande diversità della guerra. La guerra è un grande teatro dove tutti sono trascinati chiaramente. Io non mi dilungo oltre in questo racconto, perché mi rendo conto che Alfonso ha dato delle linee guida esaustive. Io ho cercato appunto di chiudere il quadro, forse da un punto di vista un pochino più tecnico, nel quale non penso di andare oltre per non tediarmi. Però ecco, io adesso in questa circostanza colgo l'occasione per lasciare la documentazione ufficiale ad Alfonso, che è una sorta di memoria vivente di questa tragedia. Sono appunto le documentazioni della difesa americana. Ci tengo particolarmente che lo conservi lui, e lo ringrazio di cuore, come ringrazio anche la sua famiglia, perché questa ricerca è stata possibile soltanto grazie alla tenacia di Alfonso, al suo grande desiderio di raggiungere
questo traguardo. Gli incidenti ce ne sono tanti purtroppo, e anche il comitato sta facendo delle ricerche su un altro incidente occorso nella provincia, però questo era un incidente particolare. Ecco, ritorno un po' su questo dettaglio velato da una sorta di non so che dirvi, di magia, di spinta emozionale che ci ha permesso di raggiungere questi traguardi, perché nei momenti più difficili e più vuoti arrivava inaspettatamente un qualche cosa, una pista, un'indicazione. Non voglio fare un romanzo su un fatto storico, però perdonatevi, è una cosa che mi premeva dire, quindi ringrazio vivamente Alfonso, vi lascio la documentazione ufficiale e mi sento di voler omaggiare il primo cittadino di Panico con un documento che fa parte della mia collezione di documenti antichi, datato 1931, e proviene dal municipio di Pani ed è firmato dall'allora podestà, poi voi sarete più in grado di me di identificare questo documento. C'è il timbro di Panni ed è un documento che penso meriti di stare qui nella terra dalla quale proviene, quindi io lo regalo al primo cittadino. Partecipa a tutte le manifestazioni, tante volte si dice anche il sindaco partecipa a tutti. Io stamattina sono rimasto sinceramente meravigliato, perché tra i tanti impegni ho dato la disponibilità nell'organizzazione, però poi non mi sono addentrato in tutto quello che tu hai fatto, e secondo me la cosa più bella è che stamattina, credete, sono rimasto esterrefatto, meravigliato per la ricerca puntuale, dettagliata e documentata, dove nessuno potrà mai dire, perché di solito si dice ma sa, se è vero, non è vero, oggi ci sono i documenti. Vi devo dare atto che avete fatto un lavoro prima di tutto in onore di chi ha perso la vita per dare oggi a noi il mondo attuale, quindi la libertà, e questa è la prima cosa, ma soprattutto avete fatto anche una cosa veramente per il paese che deve rimanere non solo nella giornata di oggi, ma deve rimanere un'impronta. Voglio ringraziare il dottor Palermo perché questo documento verrà messo in bandiera, ma io non ho intenzione di mettere in bandiera solo questo documento. Avrei intenzione, oltre alla proposta accettata, seduta stante, di grazia, di mettere una lapide in quel posto, vorrei che ci fosse una descrizione da parte di loro con questi documenti, fare un quadro da stare in sala consigliare con i nomi, dare onore veramente a queste persone che hanno dato a noi la libertà, ma anche dare onore a voi e soprattutto a te per tutto l'impegno che ci hai messo gratuitamente, portando alla ribalta una cosa storica nel nostro paese di notevole importanza, veramente di cuore, veramente bravo. Niente, concludiamo con un momento di raccoglimento con la preghiera della Beatitudine. In onore dei caduti diamo gli attenti. Attenti? Riposo. Preghiera dell'Aviatore. Dio di potenza e di gloria, che doni l'arcobaleno ai nostri cieli. Noi saliamo nella tua luce per cantare con il rombo dei nostri motori la nostra passione. Noi siamo uomini, ma saliamo verso di te, dimentichi del peso della nostra carne. Tu, Dio, dacci le ali delle armi, lo sguardo delle armi, l'artiglio delle aquile per portare dovunque la passione, la luce, la bandiera d'Italia e di Roma. Fa dei nostri voli il volo più ardito. Fa della tua terra la forza, la nostra forza, o Signore, perché nessun'ombra sfiori la nostra terra e sii con noi come noi siamo con te. Riposo. Salute.
qui presenti, scusate, e al signor Sindaco. L'aeronautica militare, maresciallo presente. Grazie ancora all'aeronautica che ha anche collaborato portando dei pezzi storici. Può vedere che la struttura. Il direttore generale della comunità che prende questo storico. L'associazione Arma Aeronautica, il presidente. Grazie Presidente. Mi è concesso di dire due parole. Intanto sono onorato di essere qui come rappresentante dell'Associazione Aeronautica e ti ringrazio per l'invito. Ti complimento con te per l'ottima riuscita di questo evento che comunque è doveroso fare. Nello stesso contempo io vorrei allargare un po', e spesso e volentieri dico, dimenticano, nelle circostanze, nella fattispecie vengono dimenticati, però io in ogni occasione, e colgo solo di parola l'occasione per poter ricordare i nostri ragazzi defunti, parlo dei ragazzi nostri dell'aeronautica, dell'esercito, di tutte le forze armate, che si sono adoperati e si adoperano per la pace del mondo. L'ultimo pensiero va ai 4 componenti dell'equipaggio dei 2 Tornado che sono precipitati 2 giorni fa. Triste notizia anche questa, anche loro nell'adempimento del proprio dovere purtroppo sono cose che capitano, non sono eventi casuali, non è la fatalità, anzi diciamo che sono le circostanze che purtroppo nell'adempimento del proprio dovere portano a commettere degli errori. E comunque un ricordo lo voglio anche dare ai 2 Marò che sono da 2 anni in perché essere lì fuori dalla propria vita quotidiana, dal proprio adempimento del proprio dovere, e tenuti lì per 2 anni, oltre 2 anni, e non si trova la soluzione per poter far rientrare. Comunque è doveroso il nostro pensiero che vada a questi eventi, a questi ragazzi che hanno fatto onore, fanno onore e faranno onore all'Italia. Grazie. Naturalmente potete prima di lasciarvi tutti i modelli di impegno, voglio darvi solo una comunicazione per quanto riguarda oggi pomeriggio alle 5:30 sarà il nostro ospite il Presidente della Giunta del Senato, Dario Stefano. È stata sua volontà che gli appalti, io ho ritenuto opportuno di non fare nessunissima assemblea, ho ritenuto invece opportuno fargli girare il paese e sottoporgli tutte le problematiche in essere sia del paese che del territorio. Chiunque di voi voglia dargli un saluto, noi ci siamo organizzati in questa maniera, arriverà a Fani, io vi farò visitare tutti i punti fondamentali, poi prima di andarsene, visto e considerato che alle 5:30 al Polo Sociale nell'Aula Magna ci sarà la presentazione del libro fatto da Renato De Michele, quindi coglieremo l'occasione prima di andarsene, lui passerà dal Polo Sociale per fare un breve saluto per poi andare a Monteleone dove ha un incontro dibattito con tutta la popolazione. Era giusto una comunicazione perché chiunque di voi voglia salutarlo, io penso che invece di salutarlo sia meglio dargli addosso per fargli risolvere un po' di problemi. E tra l'altro anche quello che giustamente è stato detto, che è una cosa veramente grave, è quella dei Marò. Sarebbe bene se voi riuscite a rimanere, a noi farebbe piacere, almeno glielo diciamo tutti quanti insieme, anche perché è un personaggio di potere politico, quindi un intervento potrebbe risolvere o almeno smuovere qualcosa, perché sinceramente da istituzione ritengo che sia una cosa vergognosa lasciare 2 ragazzi in un paese lontano dalle proprie famiglie per oltre 2 anni. Io ringrazio e vi lascio godere tutto questo prospetto.